Beh, è importante per la comunità, per la nostra sanità penitenziaria, ma diciamo che questo progetto va oltre perché intercetta la prevenzione della violenza e lo fa attraverso lo sviluppo delle competenze dei detenuti in questo caso, che hanno partecipato al corso, e proprio gli consente di avere gli strumenti attraverso delle tecniche scientificamente collaudate che possono gestire la violenza all'interno sia del carcere ma anche nel futuro, quindi nella società. Questo è veramente importante e sicuramente merita l'estensione anche in altri ambiti. Lei diceva 15 prestazioni al giorno, se non sbaglio, qui in carcere. Beh, è una popolazione importante, la nostra sanità penitenziaria è veramente importante perché è necessario anche che venga integrata forse con competenze nuove, perché i bisogni di salute cambiano, è una popolazione importante e quindi eroghiamo all'interno una quindicina di prestazioni giornaliere, sia esse visite ma prestazioni strumentali, oltre a quelle che vengono fatte nel caso specifico al Cafoncello perché necessitano di attrezzature che non abbiamo qui. Quindi un'equipe dedicata con grandi professionalità che consentono di migliorare lo stato di salute e la sicurezza delle cure nella casa circondariale.